Benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Individuato e denunciato dagli agenti della Polizia Municipale di Catania un uomo, sarebbe il pirata della strada che sabato scorso in Viale Africa ha investito Marco, il 18enne che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Garibaldi. Vertice in prefettura sull'esplosione di San Giovanni Galermo. L'azienda Policlinico ha deciso di garantire un rifornimento eccezionale di gas per il presidio Gaspare Rodolico in via Santa Sofia. A uccidere mio figlio è stato il silenzio, parla la madre del ragazzo dei pantaloni rosa, vittima del bullismo dei suoi compagni ma anche dei social. Andrea si è suicidato a 15 anni. Sbarco fantasma di migranti sfuggiti a ogni controllo. A Realmonte, Melagrigentino e il dramma nel Mediterraneo. 38 profughi in balia del mare, c'è apprensione per la loro sorte. Spettacolo, da oggi al cinema il film. E poi il calciomercato, i rossazzurri salutano Chiricò, reciso il contratto con il club Etneo. Il Messina, dopo il rifiuto di Modica della mattinata, ha ricevuto un altro no da Mirko Cudini, intanto ceduto di Palma a Ligea Virtus. Bene, lo avete sentito, individuato e denunciato dagli agenti della Polizia Municipale di Catania un uomo. Sarebbe il pirata della strada che sabato scorso in Viale Africa ha investito il 18enne Marco Nicotra, che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Garibaldi. L'uomo non si è fermato a dare soccorso dopo l'impatto. Il servizio di Orazio Longo. Gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale di Catania sono riusciti a risalire al presunto autore dell'incidente stradale che ha investito Marco Nicotra, il ragazzo 18enne, ora in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi Centro, dove lotta tra la vita e la morte a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. I vigili hanno trasmesso la notizia di reato alla Procura della Repubblica, che dovrà adesso fare le valutazioni di competenza. L'incidente è avvenuto sabato notte. Il giovane Marco usciva da via Raffineria di ritorno da una serata passata con gli amici e stava raggiungendo la macchina dove lo aspettava la mamma. Ma lì, nel parcheggio delle cimiere, non c'è mai arrivato. Il ragazzo è stato centrato in pieno sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada. Il conducente del veicolo, che sarebbe stato ora individuato, secondo le indagini dei vigili urbani, si era dato alla fuga, omettendo di soccorrere il povero Marco. Distrutti i genitori, il papà da domenica mattina vive praticamente all'ospedale e ora ha deciso di trasferirsi in un B&B vicino al Garibaldi per stare più vicino al figlio. Non sappiamo se Marco si risveglierà o se ritornerà per come era prima. Questo è sicuro, perché comunque ha avuto un trauma cranico, 2 emorragie cerebrali, oltre alle varie contusioni e fratture sparse. Lo ha preso in pieno e lo ha schizzato in aria come se fosse un fazzolettino. Esplosione di San Giovanni Galermo, oggi si è svolto un vertice in prefettura. L'azienda Policlinico ha deciso di garantire un rifornimento eccezionale di gas per il presidio Gaspare Rodolico di via Santa Sofia. Orazio Longo. L'Enel ci ha appena comunicato che attende il placet del Vigili del Fuoco, che se non è arrivato sta per arrivare mentre parliamo, e con questo documento riattiverà le 1059 utenze in tutta l'area che va da via Antonio Ottoso di Mare, quindi dalla circonvallazione a San Giovanni Galermo, e sull'asse est-ovest da via Santa Sofia a Belsito. Questo significa che tutti i residenti in quest'area possono già tornare a casa da oggi pomeriggio, stasera, e avranno la luce a disposizione. Non avranno ancora il gas e non l'avranno per almeno 5-7 giorni, perché devono compiere delle verifiche approfondite, considerando che ovviamente la sicurezza viene prima della distribuzione del servizio. Proseguono i lavori per il ritorno alla normalità a San Giovanni Galermo dopo l'esplosione di martedì sera che ha causato il crollo di una palazzina e il ferimento di 14 persone. Riguarda quelli nelle case rosse, che abitano invece nell'area rossa. Loro saranno ospitati in una struttura individuata dal Comune, e c'è la Regione Siciliana che dovrebbe fronteggiare l'esborso economico. Il prefetto di Catania loda l'impegno straordinario di tutte le forze in campo. È stato un evento tragico che però non ha comportato quegli eventi fatali che si potevano pensare per la gravità del fatto, e quindi c'è un impegno costante di tutti e cominciano già le prime riattivazioni dell'Enel. Per il gas bisogna ancora aspettare. Intanto l'azienda Policlinico di Catania ha disposto un rifornimento eccezionale di gas per il presidio Gaspare Rodolico di via Santa Sofia per garantire il regolare prosieguo delle attività sanitarie.
E la Procura di Catania indaga per risalire alle cause della fuga di gas che ha causato le esplosioni a San Giovanni Galermo. L'accusa è di disastro colposo. Luca Ciliberti. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, ma gli accertamenti sul posto e la continua evoluzione dei fatti potrebbero mutare le accuse. Si attendono infatti le relazioni dei Vigili del Fuoco e della società Catania Rete Gas, che con i propri tecnici, anche in queste ore, sta operando su un'ampia zona per cercare di risalire all'origine della perdita che ha causato le esplosioni di martedì sera e per mettere in sicurezza quella parte della città. Il presidente della società del gas non esclude la manomissione dell'impianto, esclude però la matrice dolosa. Quando i tecnici sono arrivati sul posto tra via Galermo, via Fratelli Gualandi e via Ghezza Gerz, hanno trovato i tombini scoperchiati. Significa che la pressione era già alta nel sottosuolo, con una saturazione importante. Per i tecnici già questo particolare sembra anomalo perché proprio da via Galermo passano le condutture grandi che si chiamano tecnicamente di media dimensione. Adesso bisognerà capire perché la tubatura si è rotta. Tra le tante voci circolate senza filtri e incontrollate nelle ultime ore, anche quella di lavori non autorizzati da parte di alcuni cittadini residenti proprio nella zona interessata e privi di qualsiasi accorgimento. Le testimonianze però vanno tutte nella stessa direzione. Odore acre sin dal primo pomeriggio, richiesta di intervento e tecnici subito all'opera. Tra i feriti infatti ci sono anche 2 operai della ditta Catania Rete Gas e l'ingegnere che seguiva con loro l'intervento. Il fascicolo aperto dalla procura è coordinato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. E adesso la storia di Andrea Spezzacatena, che coinvolge sempre più giovani. Lo chiamavano il ragazzo dai pantaloni rosa, lui vittima di bullismo che non ha resistito alle ingiurie. Teresa Manes ricorda il figlio sensibilizzando i ragazzi. Oggi è stata a Pachino. Francesca Loi. Quando dal male si può trarre del bene. Lei è Teresa, mamma di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo, o meglio, come dice, del silenzio. Suo figlio aveva 15 anni quando ha deciso di farla finita. Lo chiamavano il ragazzo dai pantaloni rosa, a scuola come sui social. Tutto per un paio di pantaloni. Dietro i bulli ci sono tante ragioni, magari c'è anche la richiesta di attenzione, anche il bullo soffre un disagio che non può non essere accolto. Una storia che qualche mese fa è arrivata anche al cinema, ma è nei suoi occhi, nelle sue parole, che traspare la voglia di fare vivere il suo Andrea. Da quel giorno incontra sempre i ragazzi e oggi è stata a Pachino. Mi sono fatta strumento per la voce che ha soffocato in un grido inascoltato. Bullismo che in rete diventa cyberbullismo. I nostri ragazzi vivono in non sicurezza e noi dobbiamo creare ambienti digitali sempre più sicuri, sempre più adatti anche alla loro vita e alla loro crescita. La richiesta di aiuto non deve mai mancare, a genitori e docenti prima, alle forze dell'ordine dopo. L'importante comunque è denunciare, sempre. Ci sono sanzioni molto gravi che possono arrivare anche a 6 anni di reclusione. La Procura per i minorenni è l'organo, l'autorità giudiziaria deputata poi a giudicare questo tipo di condotte. Che messaggio vuole lanciare a chi è vittima di bullismo? Di trovare il coraggio di abbattere il muro del silenzio, perché come dico sempre quello che ha ammazzato poi mio figlio non è stato il bullismo quanto il silenzio. Come andate con i pantaloni? Sbarco fantasma di rifugiati a Realmonte nell'Agrigentino e dramma nel Mediterraneo centrale. 38 migranti in balia del mare. C'è apprensione per la loro sorte. Davide Sardo. In uno dei tratti costieri più rinomati del litorale agrigentino è avvenuto uno sbarco fantasma. Nella zona delle Pergole, a Realmonte, un gruppo di migranti è riuscito a eludere i controlli in mare e hanno gettato l'ancora indisturbati. Poi si sono dileguati nelle campagne circostanti facendo perdere ogni contatto. Non è il primo caso, ma l'ennesimo di una lunga serie. E non sarà l'ultimo. Sul posto giace adesso un barcone in legno resinato di almeno 9 metri, in attesa di essere posto sotto sequestro e rimosso. A documentare quanto accaduto e a segnalarlo agli organi preposti è stata l'associazione ambientalista agrigentina Mare Amico. Nel frattempo, complici le condizioni meteo favorevoli, si intensificano i flussi clandestini sull'onda della rotta del Mediterraneo, tra le più pericolose. Infatti, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nel 2024 oltre 2.500 persone sono morte o disperse.
Nelle ultime ore un nuovo allarme è stato lanciato da Alarm Phone, la piattaforma che raccoglie le richieste di aiuto delle imbarcazioni in difficoltà. Adesso si tratta di 38 migranti alla deriva a nord di Bengasi in Libia. Il motore dell'imbarcazione sarebbe in avaria e i naviganti in balia del mare. La Guardia Costiera libica è impegnata nelle ricerche. Sicilia sempre più competitiva in Europa grazie all'innovazione digitale. Se ne è discusso questa mattina a Palermo alla presenza del ministro delle imprese Urso, che ha formalizzato la firma di un accordo di cooperazione con la Libia sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Marco Gullà. Il nostro obiettivo è fare della Sicilia la piattaforma di una connettività che sarà di tipo industriale e tecnologico, importante e decisiva per l'Europa. Sono le parole del ministro delle imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, oggi a Palermo per l'evento Digital Connectivity and Mediterranean, un meeting che mette al centro la Sicilia per approfondire temi strategici quali la connettività digitale, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile nell'area del Mediterraneo. In questo meeting abbiamo posto Palermo e la Sicilia al centro della connettività tra l'Europa e il Sud, l'Africa, il Grande Medio Oriente, il Sud-Est asiatico, perché il traffico di informazioni dei dati passa da qui ed è fondamentale per lo sviluppo e anche per la sicurezza del nostro continente nei rapporti appunto attraverso il Mediterraneo con i continenti in via di sviluppo. Sicilia, baricentro di sviluppo, come sottolinea il governatore Renato Schifani. È evidente che noi ci consideriamo al baricentro di uno sviluppo anche sulle varie tecnologie e siamo fortemente impegnati e determinati. Al convegno, che durerà sino a domani, sono presenti diversi rappresentanti dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, oltre ai principali soggetti pubblici e privati del settore delle comunicazioni. Viticoltura, il Nero d'Avola con meno alcol e la scommessa pionieristica che parte dalla Sicilia. Sempre più consumatori chiedono un vino con meno contenuto alcolico. Marco Gullà. Ridurre il contenuto di alcol nel Nero d'Avola, una ricerca pionieristica nella produzione del vino con gli obiettivi di diversificare la produzione enologica. La Sicilia è la prima regione a sperimentare questa tecnica, una gradazione alcolica più bassa, mantenendo al contempo l'intensità aromatica e il gusto distintivo che caratterizza la varietà Nero d'Avola. Abbiamo svolto delle prove di rimozione dell'etanolo mediante l'utilizzo di una tecnologia specifica, ovvero mediante l'osmosi inversa, e stiamo anche applicando un disegno sperimentale mediante l'evaporazione sottovuoto su scala di laboratorio. Meno alcol ma qualità comunque invariata. È un progetto innovativo che Assovini Sicilia ha sposato in maniera totalizzante. In realtà gli obiettivi della ricerca sono tre e sono innovazione, ricerca e attenzione sui cambiamenti climatici che purtroppo dobbiamo necessariamente gestire e fronteggiare. L'abbassamento del tenore alcolico dei vini, il cui grado è condizionato da vari fattori tra cui il clima, è un obiettivo richiesto da un crescente numero di consumatori. Ad una maggiore concentrazione di zucchero nelle uve e di conseguenza ad un maggior tenore di etanolo, il fatto di avere a disposizione dei vini che abbiano un contenuto alcolico inferiore sicuramente potrebbe rappresentare una risposta alle esigenze del consumatore. Musica e cinema, esce oggi nelle sale il film sugli inizi della carriera di Bob Dylan, che poi sarebbe diventato l'unico musicista vincitore del premio Nobel per la letteratura. A interpretarlo il nuovo idolo dei giovani, Timothée Chalamet. Eva Spampinato. E farà la storia, dall'arrivo nella Grande Mela alla rivoluzione, il passaggio da musicista di cover a cantautore folk impegnato che inforca una chitarra elettrica e fa la storia. L'unico musicista ad aver mai vinto il premio Nobel per la letteratura. Timothée è il nuovo idolo dei giovanissimi e la sua interpretazione è stata già benedetta dallo stesso menestrello del folk. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati
Bentornati al TG Sicilia calciomercato. Catania e Messina attive. Nel pomeriggio i rossazzurri hanno salutato Chirico, rescisso il contratto con il club etneo. Il Messina, dopo il rifiuto di Modica, nella mattinata ha ricevuto un altro no da Mirko Cudini, intanto ceduto Di Palma all'Igea Virtus. Francesco Trioli. Cartoline di saluti, le strade di Cosimo Chirico e del Catania si separano. Il divorzio nell'area da giorni è stato ufficializzato dal club rossazzurro con una nota nella quale si informa della risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore. L'esterno attacco pugliese fuori lista da inizio stagione conclude così la sua esperienza in maglia etnea con 43 presenze e 6 gol. L'addio a Chirico, sul quale ci sono Ternana e Campobasso, ha il vantaggio per le casse rossazzurre di alleggerire il monte ingaggi della società e fa parte delle uscite programmate dalla dirigenza per liberare risorse da utilizzare per il mercato in entrata. E in tal senso va registrato l'interessamento del Catania per il 23enne Gabriele Pagliai, laterale destro del Picerno. La priorità resta però l'ingaggio di un attaccante, data anche la partenza sempre più vicina di D'Andrea, ormai fuori dal progetto di Toscano. L'altra novità del pomeriggio riguarda la panchina del Messina. La conferenza stampa programmata per annunciare il ritorno di Modica è diventata quella dell'annuncio di un annuncio. Modica, infatti, dopo il lavoro di riavvicinamento operato dal direttore sportivo Domenico Roma, si è presentato all'allenamento della squadra al campo Marullo di Bisconte, ma dopo un confronto con società e soprattutto giocatori ha deciso di ribadire le proprie dimissioni e non presentarsi in conferenza stampa. Al tavolo solo il presidente in pectore Stefano Alaimo, che ha cercato di spiegare il momento. Il prescelto era Mirko Cudini, ex Foggia di inizio stagione al Pineto nel girone B, che avrebbe dovuto raggiungere direttamente la squadra in Calabria, dove verrà sostenuta la seduta di rifinitura in vista del delicato match di sabato pomeriggio a Caserta, ma anche lui si sarebbe defilato, quindi si lavora ad un altro profilo, non è escluso un allenatore straniero. E alla fine la scelta del Messina è caduta su Simone Banchieri, 50 anni, ex allenatore di Novara e della Vis Pesaro, da cui è stato esonerato nel marzo del 2024. Semifinale di Coppa Italia, pareggio a reti bianche fra Trapani e Rimini. La gara di ritorno l'11 febbraio a Rimini deciderà chi giocherà la finale. Franco Camarasana. Molto vento e poco spettacolo ieri sera al Provinciale nella semifinale di andata di Coppa Italia fra Trapani e Rimini. Il Trapani ha provato a far sua la partita gettando nella mischia parte dei giocatori arrivati negli ultimi giorni, ma le aspettative hanno deluso le attese. Nel primo tempo alla mezz'ora solo una deviazione poco fortunata di Anatriello su un cross di Ciotti e al 42esimo un episodio dubbio per un atterramento in aria dello stesso Ciotti. Qualche emozione in più nella ripresa, al quinto è Parigi per gli ospiti ad avere una buona opportunità. Poi è il Trapani a rendersi più intraprendente, impegnando 2 volte il portiere Vitali, al 26esimo su una semirovesciata di Lescano e al 33esimo su una conclusione di testa di Sabatino. Nella gara di ritorno l'11 febbraio a Rimini si deciderà chi delle due affronterà in finale la vincente di Giana Caldiero. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.